Puoi ballare con chi vuoi, che tanto tu non mi scorderai e riderai. Ciao amici di 5 minuti, come la scorsa puntata anche oggi alla spiaggia di Balai. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Proseguiamo il nostro percorso. Quanto tempo trascorre in spiaggia? In spiaggia diciamo circa 6 ore, 6-7 ore. È del posto lei? Ma io sono di Sassari ma abito a Bologna. Quindi è qui in vacanza? Sono in vacanza. Come trascorre la giornata in spiaggia? Al sole, soprattutto. Siete del posto? Sì. Di Porto Torres? No, di Sassari. Venite spesso a Balai? No. Non è la prima volta? No, vabbè, quest'anno è la prima volta. Trascorrete tutto il giorno o mezza giornata in spiaggia? Mezza giornata. Poi come prosegue la vostra serata? Vabbè, la serata lavoro ancora e poi facciamo, come si dice, una serata in città. Venite in spiaggia per il tormentone a bronzatura o per stare in acqua? Per stare in acqua. Più tempo in spiaggia o più tempo in acqua? No, più tempo in spiaggia. Tu invece che hai libro? Allora, a me piace leggere in spiaggia, riposarmi dopo un anno di lavoro e poi comunque preferisco stare in acqua e un po' di tempo anche in spiaggia a prendere il sole. Però non sono un amante del sole, come puoi vedere non sono neanche tanto abbronzato. Abbiamo iniziato le ferie e sabato, quindi. Verso che ora andrete via? Mezzogiorno e mezzo, l'una. Proprio quando il sole ti si appiccica alla pelle. Io scappo. Arriva la bomba che scoppia in bomba. Si tratta Sei di qua? No, di Como. Quindi sei qua in vacanza? Sì. Come mai hai scelto Balai? Siamo qua vicino in albergo, abbiamo provato a venire in questa spiaggia. Ti piace? Sì, è bello. Sì. Che cosa ti piace? L'acqua è bella, spiaggia piccolina, non troppo affollata. Più tempo in spiaggia o in acqua? No, spiaggia. Libro o MP3? Leggo il giornale, quotidiano. Avete il pranzo? Sì. Che cosa? Pizzette, focacce. Alimenti autoabbronzanti? Ogni tanto metto un po' la crema protettiva, se no mi brucio. Mi raccontate un po' com'è fare il bagno? Questo lo vedi a lui perché è il primo giorno lavoro. Com'è la giornata qua? Come sono i bagnanti? I bagnanti sono un pochettino rispettosi, no? Non rispettano le regole che ci sono da rispettare nell'ambiente del mare. Avete mai avuto qualche difficoltà? No, difficoltà no. Viene spesso a Balai? Sempre, Tutti i giorni? tutti i giorni, Trascorrere mezza giornata o tutto il giorno? mezza giornata, Sempre la mattina? alla mattina, sì. Per scelta? Sì, piace venire di mattina, di sera le pulizie. E come si organizza? Vedo che con lei ci sono anche dei bambini. Sì, mio nipote, che mia figlia lavora e tengo il mio nipote, poi c'è mia figlia con la figlia e mia genere che è in figlia. A noi ci piace molto questo progetto. Ci sto venendo 38 anni da quando mi sono sposata. Cosa le piace in particolare? E mi piace come è fatta poi bella pulita che l'hanno fatta, poi mi piace più qualche qui e ci rimango poco qui. L'hanno fatta bellina, è graziosa, è pulita, magari meno pulita. Perché prima pulivano di più, magari non hanno soldi, non lo so. E anche della gente che ci viene, che ci butta qualcosa, anche quello. Buttano vetri, quello non è colpa di. Però a me piace. Dalla spiaggia di Balai è tutto, ci vediamo nei prossimi 5 minuti.